Carenza d'acqua e alte temperature, un quadro climatico che mette l'agricoltura in difficoltà, a soffrire in particolare le colture, dal mais alla soia, alla barbabietola, alle viti con vendemmie sempre più in anticipo. Il problema sono le temperature troppo alte e anche le minime notturne. Arriviamo a da questa notte con una minima di 25 gradi e nella giornata di ieri dalle 13 alle 18 siamo rimasti sopra i 40 gradi fino ad un massimo di 43 gradi, quindi siamo in sofferenza noi ma anche le piante perché sopra una certa temperatura non riescono più a fare la fotosintesi e quindi a lavorare. Inoltre arriviamo da un periodo di siccità quasi estrema in alcune zone, come in questa. Imprenditori agricoli che fanno sempre di più i conti con eventi climatici estremi. Se pensiamo che da fine marzo ad oggi abbiamo circa 200 mm di pioggia caduti e invece e quindi questi non sono sicuramente sufficienti e invece arriviamo da un inverno, un autunno molto piovosi. Da fine ottobre e primi di marzo parliamo di 550 mm, quando nel terreno non c'è nessuna pianta che va ad assorbire o comunque se ci sono ferme, è tutta acqua che va sprecata e comunque che va a compattare il terreno. Questo va a peggiorare ancora di più la situazione d'estate quando ci troviamo in questi casi di siccità, perché il terreno lo troviamo compattato e quindi le radici fanno più fatica anche ad esplorare il terreno e andare a trovare la poca acqua che è rimasta. Cambiamenti climatici, spiega Confagricoltura, che richiedono una riflessione anche da parte del mondo della politica, strategie e investimenti a lungo termine. Stiamo vedendo una tropicalizzazione del clima, cioè inverni piovosi e miti, come spiegavo prima, estati calde e siccitose, con eventi estremi, abbiamo visto i temporali, le bombe d'acqua, le grandinate degli ultimi mesi. Questo diventa molto difficile per noi, per una corretta gestione delle nostre aziende. È difficile poi da fare anche investimenti a lungo termine perché non siamo sicuri delle rese e se riusciamo a portare a fine le nostre colture.